dopo entrerà in gara. Allora non vedo sempre della parte qua. Nel disco nel frattempo sento un applauso per il lancio di Vaidanis, intorno ai 50 metri, forse anzi di più. Ha fatto benissimo, ma dopo è proprio voleva vederlo e si è alzato spavigliato. Ultimi metri, sempre Donè a condurre, ma rientra bene da dietro con il numero 55. Doppierato dell'Atletica Audace Novara. Ancora un lancio. Bravo Pippo! Allievo dell'Atletica Vicentina, abbiamo 52 rotti in precedenza, vediamo, sembra un bel lancio lungo anche questo. Enrico! No. Andante a Marino. Ma dove va? No, mi sembrava male. Non hai lavorato di piedi assolutamente. Un po' l'hai preso, dai. Sempre un po' troppo presto però, finita. Allora. Hai visto un papo, ha detto, non deve fare un po' di la reattività è zero adesso. Quanto? Gira un po' il Metà di quello che ti fa fare. Nel disco allievi invece narra Filippo Vaidanis che finisce la gara con l'ottima prestazione di 52,66. Ci ho fatto male? Sinceramente non so perché non mi sono fermato di partire. Non hai equilibrio qui. Non sai stare in equilibrio. Nico? C'è mai qualcosa? Allora invito Angela Doni, Manuela Antoniazzi e Elena Fattorelli. Sei il vicino di quello che viene allenato in campo. Cosa c'è? Una storia di Bravo Kevin! Premiazione gara 5.000 euro. Modesta Lara? Sì. Per l'ultimo lancio Filippo Vaidanis, Atletica Vicentina. Tutto questo per niente. Assoluto! Ha vinto la gara con la misura di 50 e 38 per l'Atletica Club 96 Bolzano, Daniel Compagno. Pochi rimasti si applaudono, ci fa piacere gli atleti in particolar modo. Secondo con 40 e 43 per l'Atletica Vicentina Eros Chevello. Terzo con 40 e 32 per la Quenza Trentin-Grana Alberto Cerisara. Premiazione per la categoria junior, miglior prestazione con 49 e 11 Alberto Chiusone della Lagarina Cruz Team.
Lucis in fondo, miglior prestazione allievi, ci mancava la chicca del terzo minimo per i mondiali oggi, in particolar modo per noi dell'Atletica Vicentina, ci è mancato poco, qualche decina di centimetri, prossima gara speriamo lo faccia. Filippo Aidanis 52,76 e il minimo è 53,40, quindi veramente vicinissimo. Posso andare?